Allora, ciao a tutti ragazzi, nuovo video dedicato appunto a questa mia serie dedicata appunto a Antonio Rizzi, L'innocenza in realtà, il mio primo romanzo e il secondo libro che mi è stato pubblicato dalla casa editrice Edizione Trovap a fine dicembre del 2019, quindi esattamente un anno e mezzo fa. Ragazzi, questo è il nuovo video di questa serie che ho deciso di creare per parlare del capitolo delle vicende di questo giovane siciliano che in seguito a una serie di vicende finirà coinvolto appunto nell'ambiente malavitoso inizialmente della Sicilia e poi successivamente anche di Corleone. Quindi vabbè, niente ragazzi, quindi spero che questo video vi piaccia, commentate sul pericoloso, iscrivetevi al mio canale e mettete un mi piace. Successivamente dopo la presentazione poi ho fatto alcuni eventi nel 2020, poi c'è stata la pandemia e infine adesso nei precedenti giorni sono riuscito a fare una presentazione a Piazza Bauta il 24 luglio qui a Piazza del Comune del Sabauta. E qui ovviamente poi per questo ringrazio il mio editore Alessandro Vizzio della casa editrice Edizioni Trovap e il mio amico fidato Gianluca Campagna, organizzatore dell'evento. Poi prima di cominciare a parlare della seconda parte del sesto capitolo, perché anche oggi comunque io farò un capitolo molto breve, perché per questioni di tempo non ho molto tempo, quindi farò un video diciamo di massimo 5-6 minuti, non più lungo. E niente, a parte questo, vabbè, vi voglio ricordare che se volete acquistare una copia di Antonio Rizzi la potete trovare nella nostra bottega di Tomia, la bottega del vino, e noi siamo a Corso Vittorio Emanuele III, numero 55 a Sabauta, provincia di Latina. E niente ragazzi, quindi andiamo a parlare subito di quella che è appunto la seconda parte del sesto capitolo. Prima vi ricordo che poi nella descrizione vi lascerò anche il link del mio sito web dove potete visualizzare tutte le mie ultime news riguardando appunto il libro, il video che faccio con la musica, perché ne faccio anche molti su YouTube ma sono anche sul mio sito web, e vi lascerò anche un link del mio profilo Facebook. Detto questo ragazzi, andiamo a parlare della seconda parte del sesto capitolo. Andiamo a parlare della seconda parte del sesto capitolo. Quindi eravamo rimasti a che dopo che appunto Michele e Antonio avevano scoperto il cadavere senza vita del loro padre Nino, ucciso dallo scagnozzo di Francesco Cili, il principale boss mafioso di Corleone, Carlo Sebastiani, hanno deciso appunto di provvedere loro alla famiglia, visto lo shock della loro madre Carmela alla vista del corpo esamine del marito. Lo stesso Michele ha deciso di cominciare appunto a lavorare in una drogheria di Corleone, appunto perché ormai dovrà tirare lui la carretta, è lui che ha la responsabilità di mandare avanti la famiglia e tutto quanto. Quindi adesso questa seconda parte del sesto capitolo andrà a analizzare quello che succede con lo stesso Michele per assunto in una drogheria di Corleone da un gestore locale di nome Enzo. Michele avrebbe cominciato il lavoro la settimana successiva perché il giorno dopo ci furono i funerali di Nino. Antonio nel giorno successivo alla scoperta della morte del padre aveva cercato di comportarsi normalmente, era tornato a scuola ma si era anche sforzato a reprimere le sue emozioni, i suoi compagni lo tartassare domande. Altri gli facevano condoglianze, ma altri gli facevano domande comunque scomode riguardanti a suo padre. Ma ecco, comunque, anche se non erano sgradevoli, comunque Antonio non voleva sentirli perché semplicemente voleva essere lasciato in pace. Marco e Paolo lo capivano, gli stavano vicini. Ma c'erano momenti in cui comunque Antonio voleva restare solo perché più ci pensava più si sentiva male. Ai funerali partecipavano quasi tutte le persone del paesino. Del resto Corleone non era una città enorme e le persone si conoscevano molto bene tra di loro. Michele e Antonio riuscirono a convincere a fatica Carmela a uscire di casa a partecipare al funerale. Carmela aveva accettato, ma aveva lo stesso atteggiamento degli ultimi giorni, aveva lo sguardo assente, non parlava con nessuno. Molti le fecero le condoglianze e ogni condoglianza la donna abbassò lo sguardo e si limitò appunto ad abbassare lo sguardo. Il fatto che molte persone avevano sentito voci sul fatto che erano stati Michele e Antonio a riportare il corpo senza vita del loro padre, questo li metteva a disagio, nessuno aveva toccato l'argomento, ma riguardavano comunque con aria comprensiva. Questo però non rendeva certo felici i due fratelli, il fatto è che erano stati molto coraggiosi, non cancellava il loro dolore. Antonio era convinto che Michele potesse fare qualcosa di istintivo, la cosa lo preoccupava ancora di più del funerale di loro padre. Michele dal canto suo sapeva bene cosa fare, l'avrebbe fatto appena Francesco Cilli si sarebbe esposto, non appena Francesco Cilli sarebbe tornato a Corleone in Sicilia. Francesco Cilli tornò in Sicilia con un'aria soddisfatta, di uno che ultimamente non aveva sbagliato il torto, del resto, che aveva sbagliato un colpo, scusate, del resto come dargli torto. Nino Rizzi era morto, Carlo aveva dimostrato ancora una volta di essere un uomo di cui fidarsi, che aveva appena concluso un affare molto vantaggioso. Gentile gli aveva chiesto di tenere al sicuro l'eroina, perché l'antidroga in Sicilia non ci andava certo pesante come a New York. Da uomo intelligente qual era Cilli, non perse tempo, appena arrivato all'aeroporto di Palermo, i suoi uomini lo fecero portare la droga in un luogo sicuro vicino a Bagheria. In quella zona vivevano persone di fiducia che avevano una solida amicizia con suo padre Bruno. Per Francesco fu facile prendere un magazzino e nascondere la polvere bianca indisturbato. Sì, disse a se stesso, adesso non mi resta che tornare a Corleone e complimentarmi di persona con Carlo per quello che ha fatto. Ero sicuro che non ci fossero molti problemi, neanche con il corpo di Rizzi. Anche se ci fossero stati, aveva un esercito di persone per proteggerlo, per aiutarlo, per risolvere i suoi problemi. E con un braccio destro impeccabile come Sebastiani, chi mai avrebbe osato mettersi contro di lui? Risposta semplice, pensò Citi. Nessuno. Furono con estrema soddisfazione quando arrivò nella sua magione a Corleone
pronta a godersi la guida e a festeggiare gli ultimi giorni lavorativi che Francesco appunto accolse con calore i suoi uomini. Gli uomini vicini erano già pronti ad accoglierlo e dopo che ebbe pagato profondamente il tassista sia per il viaggio che per tenere la bocca chiusa su quello che aveva visto, Francesco oltrepassò i cancelli e si preparò a entrare dentro casa, ristappare lo champagne e brindare alla vita, la grande vita che sorridendo sotto i baffi sapeva di vivere. I suoi uomini sotto più fidati dopo Carlo, cioè Luca e Santino, l'accolsero corosamente. Che piacere vederla, capo. È andato tutto bene il viaggio, gli chiese Santino. Sarei un bugiardo se ti dicessi di no. L'affare con Gentile è andato in porto, gli ultimi guadagni ci permetteranno di ampliare ancora i locali per nascondere la roba che riceviamo dall'America. Scommetto che quella polvere bianca sa qualcosa di nebbiante, vero signor Cilli? Disse Luca. Forse è così, ma io la roba la smercio, con i miei affari non mi posso permettere di sniffare, quello è da neri fuori di testa. Dove si trova Carlo? Gli chiese Francesco ai suoi uomini. Voglio complimentarmi personalmente con lui per come ha gestito la vicenda con Rizzi. In casa con vino bianco e cannoni, ovviamente per lei, capo. Grazie ragazzi, rispose Ciri, entrò nella sua villa gigante. Ragazzi, questa è la seconda parte del sesto capitolo, ovviamente come vi ho detto non faccio un video eccessivamente lungo anche perché attualmente io non ho tempo, comunque in ogni caso spero che questo video vi sia piaciuto e quindi niente, commentate numerosi, iscrivetevi al mio canale, mettete un mi piace e ditemi appunto che ne pensate, aiutando a far crescere la serie. Come vi ho detto all'inizio vi lascio un link in descrizione sia del mio profilo Facebook che del mio sito web e se volete acquistare una copia di Antonio Rizzi la trovate nella nostra enoteca di famiglia, la bottega del vino, corso virtuale Manuele Terzi, 55 a Sabate. Ciao ragazzi, al prossimo video.